Buongiorno al nostro professor Matteo Bosso, che lo ritroviamo in veste SATA. Come vi dicevo all'inizio, siamo nei campi dell'Istituto Agrario e protagonista della giornata dal punto di vista proprio del coordinamento e la conduzione dei campi prova. SATA è sicuramente stata fondamentale per le riuscite di questi campi. Comunque sentiamo direttamente da Matteo, cioè quello che oggi andremo a trovare in campo. Sì, direi al di là del dettaglio delle prove, però ecco, se posso dare un merito a SATA, che chiaramente trova terreno fertile con le collaborazioni sul territorio, è proprio quello di aver creduto in questa iniziativa che si chiama Filiera Connessa, che ha l'obiettivo, proprio come dice anche il nome, di mettere in relazione i diversi soggetti e protagonisti, ecco, delle attività legate alle filiere, ecco, che troviamo qui oggi rappresentate. E devo dire che abbiamo tenuto duro, quindi anche nei momenti di difficoltà è difficile a volte, no? Mettere d'accordo diverse esigenze, diversi interessi. Però abbiamo creduto in questa iniziativa e riusciamo a portarla avanti in diverse parti d'Italia. Abbiamo fatto una giornata a Foggia dedicata al frumento duro, una nell'Alessandrino dove il protagonista era il frumento tenero, e oggi qui abbiamo anche la novità della barbabietola, quindi con una presenza nuova anche di un'associazione di produttori. Ecco, direi che già solo questo è un obiettivo che abbiamo centrato, quella di allargare sempre di più, ecco, la platea degli attori, dei soggetti interessati. Ecco, quindi spero che la giornata sia di interesse per tutti. Sicuramente lo sarà, anche perché ho visto che sono tanti i protagonisti in campo, abbiamo ritrovato anche tanti, io sono presidente del collegio, ma ho ritrovato tanti iscritti che collaborano attivamente con le varie ditte, per cui adesso era questo anche un po' il passaggio. Sì. Quindi grazie all'Istituto Agrario che ci ospita, l'aspetto scientifico emerge dalla scuola, ma poi dopo bisogna portarlo nella pratica della vita di tutti i giorni, giusto Matteo? Esatto, e devo dire, questo do un merito perché l'Open Day di Rovigo è quello in cui la parte professionale è maggiormente rappresentata, quindi in altri territori abbiamo presenze di tecnici significative, ma direi che qui si percepisce veramente un impegno istituzionale anche da parte dei collegi e degli ordini, e questo è molto importante perché il ruolo del tecnico, chiaramente anche per l'aspetto fiduciario che c'è con le aziende, è fondamentale proprio per il trasferimento della conoscenza e il trasferimento di quelle che spero siano delle novità, ecco, che riusciamo a mostrare e vedere tutti insieme. Quindi complimenti anche per questo contributo, certo.